Maltempo, piogge incessanti in pianura e fitta neve in montagna. La protezione civile regionale apre la sala operativa per le criticità, Belluno vertice provinciale per il rischio valanghe. A discutere la sentenza sospesa e la messa in prova per il 17enne unico imputato per aver dato fuoco a un senza tetto a Verona. L'uomo era morto tra atroci sofferenze. Crisi Stefanella, oggi al Ministero per lo Sviluppo Economico il vertice tra aziende e sindacati, sul piatto il piano industriale e l'annuncio di esuberi che ha fatto scattare gli scioperi. Ancora violenze sui mezzi di trasporto, a farne le spese a Padova, una controllore donna aggredita da uno straniero dopo aver chiesto il biglietto. A Venezia, una tra le falegnamerie più famose del mondo, potrebbe addirittura chiudere per lasciare il posto a nuovi alloggi per turisti residenti, grido d'allarme del titolare. Un test antidroga per chi viene eletto nelle istituzioni pubbliche, a proporlo con una mozione presentata al Consiglio regionale e il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Sale la tensione dopo i volantini contro il patriarcato in alcune parrocchie del centro storico, al centro anche di una denuncia della Curia. Domani pomeriggio a San Giuliano la nuova manifestazione dei fedeli contro lo spostamento del parroco. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque il maltempo in primo piano, sta piovendo copiosamente un po' dappertutto in Veneto, ma gli occhi sono puntati soprattutto ovviamente alla montagna con la neve che cade fitta e con il rischio di valanghe in alcune zone. Per questo è stata attivata la sala della protezione civile regionale per le criticità e in contemporanea a Belluno c'è un incontro, un vertice in prefettura proprio per far fronte alle eventuali criticità. Allora andiamo subito a Marghera, dove vedo già la nostra Tiziana Bolognani insieme a Sandro Ponchio, insieme a un ospite, per fare un po' il punto della situazione di queste 48 ore un po' critiche. Allora Tiziana, a te facci il punto. Sì, buongiorno. Probabilmente l'arco temporale a cui si riferisce questa nuova ondata di maltempo con nevicate copiose, assai copiose in montagna, nella zona montana del Veneto e quindi comprendendo sia la provincia di Vicenza che la provincia di Belluno, sulla quale evidentemente gli occhi sono puntati, probabilmente rispetto alle previsioni potrebbe allargarsi nel tempo, temporalmente. E quindi ecco perché ieri è stata decisa l'attivazione da questa mattina del coordinamento regionale in emergenza della Direzione Protezione Civile. Siamo a Marghera e con noi c'è l'ingegner Roberto Taranta della Direzione Regionale Protezione Civile. Ci spiega che cosa sta accadendo in questo momento e come vi state muovendo, tenendo conto naturalmente che, come giustamente dicevi tu poco fa da studio, in questo momento in contemporanea è in corso una riunione nella prefettura di Belluno convocata dal prefetto con tutti gli organismi, le istituzioni interessate a monitorare questa nuova emergenza. Ingegner Taranta, c'è da preoccuparsi? C'è da stare attenti come sempre in queste occasioni, in quanto la protezione civile è da lunedì che monitora intensamente questo fenomeno attraverso i vari run dei modelli meteorologici e sta seguendo l'evoluzione. Oramai siamo arrivati a fronte del fenomeno, si sta parlando di questa sera e domani e quindi è stato attivato il meccanismo di protezione civile dove sono state ovviamente preallertate tutto il sistema del volontariato, sono state rinforzate il sistema di telecomunicazioni che è stato un punto molto importante nella scorsa emergenza e quindi sono state già preallertate sono state fatte tutte le azioni per garantire la funzionalità e la continuità delle comunicazioni, fermo restando che effettivamente la situazione è ancora una situazione che sta evolvendo verso una distribuzione delle precipitazioni nevosi in un arco temporale più esteso. Per di più c'è anche la variabile del vento di scirocco che ovviamente creerà e darà qualche fastidio nella città di Venezia, dove è prevista per le 11 circa di questa sera una marea di 1,20 e quindi questo fenomeno sarà un fenomeno determinante
determinante per l'evoluzione del sistema. La Protezione Civile per questo ha attivato già tutto il volontariato preallertato tutto il volontariato della provincia di Belluno, nonché tutti i volontari che sono normalmente impiegati per quanto riguarda le azioni che devono essere pronte. Volontari, forze dell'ordine, carabinieri, polizia stradale, guardia di finanza, gli alpini. In provincia di Belluno la mobilitazione è scattata ieri sera, e ieri sera il sindaco di Belluno ha reso noto con un videomessaggio un avviso rivolto a tutta la popolazione. Dalla regia chiedo di far partire questo contributo. Ci saranno sicuramente problemi di circolazione, quindi bisogna avere molta pazienza, bisogna partire molto presto con le auto e quindi considerare che ci vorrà molto tempo, diciamo, per percorrere le nostre strade. Bisognerà ridurre estremamente la velocità e soprattutto non mettersi assolutamente in auto se non si hanno le gomme da neve e catene a disposizione, quindi assolutamente necessario prestare molta attenzione. Purtroppo poi la neve girerà in pioggia, quindi ci sarà diciamo una situazione molto critica sulle strade, e questo incrementerà notevolmente il livello dell'acqua dei nostri fiumi. Nel frattempo nelle montagne cadrà fino a 1 metro di neve, quindi con un quantitativo veramente molto consistente, e potrebbe poi cadere anche della pioggia. Quindi attenzione elevatissima per le valanghe, attenzione anche ai tetti delle nostre case per chi sta in quota, perché se cade 1 metro di neve e poi piove chiaramente il peso sui nostri tetti sarà elevato, e attenzione e un po' di pazienza e un po' di preparazione, perché questi eventi, uniti anche a un po' di vento tra l'altro che dovrebbe esserci in quota, potrebbe determinare la caduta di alberi. Gli alberi potrebbero cadere sui tralicci e quindi toglierci la corrente elettrica, come già è avvenuto in passato. Quindi vi prego di prestare particolare attenzione, di prepararvi, sapendo che non è un'emergenza, però è opportuno essere tutti pronti a questa situazione che potrebbe essere per le prossime circa 48 ore piuttosto problematica. Ecco, devo dirvi che proprio come ricordava il sindaco di Belluno, la popolazione è stata previdente, e posso testimoniare che questa mattina le strade erano oggettivamente libere dal traffico in provincia di Belluno, dove è iniziato in Val Belluna a nevicare attorno alle 7:30 del mattino, ma con apporti già consistenti in un brevissimo arco di tempo. Il dottor Riccardo Rossi ha studiato e sta studiando in queste ore l'evoluzione dell'eventualità del pericolo, del rischio valanghe, che in questo momento è molto elevato sulla montagna bellunese, in relazione agli schianti dei boschi, gli schianti boschivi che sono stati registrati ai noi nel corso del maltempo dell'uragano che ha colpito la montagna bellunese lo scorso ottobre. Dottor Rossi, il grafico che noi vediamo in questo momento alle nostre spalle si riferisce proprio alla zona di Rocca Pietro, è così? Sì, questo è un esempio. Allora, lo studio è stato effettuato tramite il soggetto attuatore per il rischio valanghivo, che è stato incaricato dal commissario delegato, e riguarda le zone dove sono state la maggior parte, diciamo, degli alberi schiantati, perché questo determina un innalzamento del livello di rischio di una possibile valanga. Sono state mappate, sono state individuate, è stata fatta una modellazione matematica per vedere l'area di interesse. Diciamo che cos'è questo colore giallo? Che cosa rappresenta? Diciamo, il colore giallo, allora in questo caso il colore è la delimitazione di una possibile valanga in funzione degli spessori di neve accumulati al di sopra dell'altezza delle alberature schiantate. C'è tutta un'attività che viene portata avanti insieme con i comuni interessati di pianificazione speditiva, chiaramente, per l'informazione alla popolazione, l'individuazione delle misure di salvaguardia che potrebbero arrivare fino all'evacuazione di alcune abitazioni. Non è in questo momento questa la preoccupazione principale, nel senso che le previsioni delle nevicate di questi 2 giorni non dovrebbero determinare nessuna condizione di evacuazione di quest'area. Grazie dottor Rossi, vi restituisco la linea e ringrazio per l'ospitalità il Centro Regionale di Protezione Civile. Siamo sempre qua, nel caso in cui ci fossero necessità siamo pronti a chiedervi nuovamente la linea. A te Nicola. Grazie Tiziana Bolognani, Sandro Ponchio, e ovviamente agli ospiti che ci hanno fatto il punto della situazione, che ovviamente vi terremo informati sulla situazione. Adesso
la cronaca per la discussione, il dibattito che si è aperto, la polemica anche dopo la decisione del Tribunale dei minori di Mestre di ieri, quando il giudice ha emesso l'ordinanza che dispone l'affidamento in prova per il giovane 17enne, unico imputato per l'omicidio di Ahmed Fdil, il senza tetto marocchino di 64 anni morto, lo ricorderete, carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio nel Veronese, sentenza sospesa e dunque messa alla prova per il 17enne. Il giovane era stato accusato di avere dato fuoco all'auto in cui l'uomo stava dormendo assieme a un amico 13enne, uscito subito dal procedimento perché non imputabile in quanto minore di 14 anni, ha confessato poi il 17enne, l'abbiamo fatto per noia e questo ovviamente ha fatto infiammare il dibattito anche in merito alla decisione del Tribunale dei minori di Mestre che di fatto ha sospeso la sentenza. Intanto sul fronte sicurezza continuano purtroppo le rapine in pieno centro a Padova, a farne i danni, purtroppo subire questa rapina una titolare di una erboristeria in centro. Minacciata da un rapinatore che a volto coperto e armato di coltellino ha fatto irruzione nella sua erboristeria giovedì pomeriggio. È la seconda volta che la negoziante di via Petrarca in pieno centro a Padova viene assalita dai malviventi che già lo scorso 9 dicembre l'avevano derubata. L'incursione poco dopo le 16, la proprietaria del negozio che si affaccia davanti alla sede universitaria di Palazzo Maldura ha visto entrare un uomo sui 40-50 anni, la sciarpa alzata per nascondere il viso. Le ha intimato di non urlare, di consegnare tutti i soldi, poi è scappato con 150 euro di fondo cassa. Una rapina fotocopia, quella di dicembre. L'erborista è convinta che si tratti dello stesso bandito. La polizia sta indagando. Sempre a Padova, l'ennesima aggressione, non è ovviamente solo Padova, gli episodi sono successi un po' dappertutto in Veneto, ma ultimamente anche sempre più spesso a Padova, di controllori aggrediti da chi non ha il biglietto sui mezzi pubblici. Stavolta è toccato a una donna. Caraventata a terra da un uomo a cui aveva chiesto il biglietto. Ancora un'aggressione ai danni di un controllore di Bus Italia. La donna era in servizio sulla linea tram alla fermata Dazio Larcella. Un uomo di colore l'ha aggredita buttandola sul marciapiede e poi è scappato. Solo pochi giorni fa si era verificato un altro episodio di violenza. Una donna nigeriana si era gettata contro un controllore e gli aveva fratturato una mano. È una situazione sempre più tesa la nostra, confermano più sigle sindacali. Un periodo a dir poco difficile a cui si aggiunge il lavoro in corso per identificare invece l'autista che ha insultato e offeso con epiteti razzisti una donna. Questo è frutto dell'esasperazione, commentano gli addetti ai lavori. Adesso l'economia, la crisi, Stefanella, l'incontro di queste ore a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico tra azienda e sindacati. Ore decisive per conoscere il futuro della Stefanel. Oggi a Roma l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico con le organizzazioni sindacali, incontro dal quale dovrebbero emergere le prospettive per i lavoratori dello storico marchio trevigiano dell'abbigliamento. Nei giorni scorsi l'azienda aveva comunicato ai sindacati 52 esuberi su 76 addetti solo nella sede principale di Ponte di Piave, che di fatto verrà smantellata con il trasferimento del personale rimasto a Milano, e poi la richiesta di cassa integrazione a rotazione per 244 dipendenti su 253 in tutta Italia. Un piano inaccettabile per le organizzazioni sindacali che hanno annunciato un pacchetto di scioperi. Intanto sulla crisi Stefanella è intervenuto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. A me spiace tutta questa vicenda, spiace per la conoscenza diretta che ho di Beppi Stefanella, spiace perché arriva questa crisi in un momento non facile anche personalmente per la famiglia, e spiace perché siamo davanti a un'azienda importante, identitaria, un'azienda trevigiana, un'azienda veneta, e noi faremo di tutto per aiutarli, nell'interesse ovviamente dei lavoratori e di questa azienda. Rischia di sparire una storica bottega di Venezia, una tra le falegnamerie più famose al mondo, vediamo perché. È la realtà produttiva nel cuore di Venezia che fattura quasi 1 miliardo di euro all'anno. Da 50 anni dal lavoro a 10 famiglie, il suo fondatore Giorgio, 80 anni, è ancora attivo in questa che è la falegnameria più famosa del capoluogo lagunare e tra le più conosciute al mondo. Eppure dal 2012 il comune con il demanio le ha dato il ben servito. Siamo nell'ex cantiere ACTV all'Arsenale a Sant'Elena, dove c'è un paradosso. La storica falegnameria Girelli, con il suo proprietario Mauro, risulta di fatto abusiva, clandestina. Cosa è successo?
non abbiamo più un contratto d'affitto, lo stiamo attendendo, sperando che qualcuno si voglia degnare di dire rimanete, ve lo rinnoviamo, andate via. Non si sa. Mauro, il figlio del titolare, racconta di essersi recato a Roma per avere notizie sulle sorti dei 1000 metri cubi della falegnameria di famiglia, visita però andata a vuoto. A suo dire nessuno, infatti, al pari dell'assessore veneziano Simone Venturini, gli hanno detto il perché il contratto d'affitto non gli viene rinnovato da ben 8 anni. Quindi programmi aziendali bloccati, eventuali assunzioni bloccate, con la prospettiva magari anche di chiudere. Attività che con i suoi macchinari di alto livello esporta il suo prodotto in tutto il mondo, con in testa America, Giappone, Cina ed Europa. Ma senza andare troppo lontano, è la stessa che ha ridato lustro ai palazzi della regione. Palazzo Ferrofini, Palazzo Balbi, tutte le sedi della giunta regionale del Veneto, qui a Venezia e Mestre. Falegnameria in precedenza già sfrattata per dar posto a un ristorante e ora qui a Sant'Elena sembra per 250 nuovi alloggi per turisti. L'accusa dell'imprenditore Accafarsetti rea di non aiutare gli ultimi grandi artigiani rimasti in laguna. No, non siamo mai stati tutelati. Non siamo mai stati tutelati perché uno alla volta ci hanno mandato via dalla città. Chi per un problema, chi per un altro, ma comunque siamo sempre stati non considerati, non considerati. Se nuovamente sfrattati, dice l'artigiano, nella migliore delle ipotesi l'attività di famiglia se ne andrebbe per sempre da Venezia. Il suo messaggio direttamente al sindaco Brugnaro. Si potrebbero unire le forze degli artigiani che hanno ovviamente problemi nel centro storico, si potrebbero coinvolgere assolutamente l'università di architettura, si potrebbero mettere dentro delle start-up di ragazzi giovani che abbiano voglia di dare anche loro qualcosa, uno stimolo nuovo a questa città, perché questa città non può vivere solo di turismo, assolutamente. Noi siamo, come ho detto, come dico tante volte, siamo un po' il sangue di questa città e Venezia è talmente bella che morirà della sua bellezza. Pochi secondi di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci di nuovo in studio. Allora, il punto sull'influenza con gli ultimi dati, l'aggiornamento della direzione provinciale della Regione del Veneto. Nell'ultima settimana monitorata ed elaborata, cioè 21-27 gennaio, si è registrato un altro forte incremento dell'incidenza raggiungendo un tasso di 11,01 casi per 1000 residenti. Si può stimare in 54.000 solo per questa settimana i soggetti colpiti da influenza e complessivamente 191.250 i veneti ammalati dall'inizio della stagione. Nelle prossime settimane, sottolineano gli esperti della Regione, sarà possibile capire l'intensità complessiva di questa stagione influenzale. Si può ipotizzare che il massimo stagionale lo si avrà nei prossimi giorni, inizio di febbraio, quindi in questi giorni. In ogni caso si può prevedere che sarà uno dei più alti picchi degli ultimi anni. Restiamo a Venezia adesso per parlare di una proposta di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, un test antidroga per chi viene eletto nelle istituzioni. A proporlo, appunto, dicevamo, è il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, i consiglieri Sergio Berlato e Massimiliano Barison. La Regione del Veneto, sulla base delle proprie competenze, ha sempre lavorato, dicono, considerando la tossicodipendenza una vera e propria patologia, uno stato di malattia con gravi risvolti psicologici e sociali. Quindi, affermano Berlato e Barison, fondamentale è proseguire con sempre maggiore tenacia l'attività di prevenzione, con informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, anche con un test antidroga per chi viene eletto dunque nelle istituzioni, a partire, dicono, dagli stessi consiglieri regionali. E ancora Venezia, centro storico, le polemiche che non si fermano per le accuse anonime molto pesanti, tanto da essere oggetto di una denuncia da parte del patriarcato. L'obiettivo appunto è la curia. Gli ultimi sviluppi al telefono ci racconta Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove sono comparsi nuovi volantini anonimi contro il patriarca e contro la curia nelle zone di San Zulian, San Salvador, San Lio, San Moisè e Santa Maria Formosa. Volantini anonimi che contengono pesantissime accuse a 5 sacerdoti citati
con i loro nomi e cognomi della diocesi di Venezia, vengono accusati di avere una vita sessuale molto attiva. Accuse immediatamente rintuzzate dalla Curia, che parla di diffamazione e di vicende assolutamente non vere, ha già presentato denuncia alla Procura. Le zone dove sono comparsi questi volantini sono quelle che erano già state teatro della polemica fra il patriarca Moraglia e Don Massimiliano d'Antiga, l'ex parroco di San Giuliano, che era stato appunto rimosso dai vertici della Curia. Don d'Antiga, che adesso si è ritirato a vita privata nella casa dei suoi genitori a Tre Porti, che comunque esprime solidarietà nei confronti di questi sacerdoti diffamati, però non manca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa accusando il patriarca. Dice: ma quando gli stessi volantini erano comparsi contro di me, nessuno è andato a presentare denunce alla Procura. E proprio in solidarietà a Don d'Antiga, domani pomeriggio ci sarà una manifestazione dei suoi ex parrocchiani a Venezia. Continueremo dunque a tenervi aggiornati su questa vicenda. Grazie a Tommaso Stoppa. Non accuse, in questo caso a una religiosa, una suora, ma veri e propri schiaffi, almeno così denuncia la suora. Il caso finisce in tribunale a Treviso. Una accusa l'altra e in mezzo ci sono insulti e schiaffi. Protagoniste una suora e una 46enne nigeriana. I fatti risalgono a 5 anni fa, quando, secondo la denuncia della madre superiora di una comunità di Quinto di Treviso, la donna si sarebbe scagliata contro di lei durante un'accesa lite. La 46enne e i suoi 3 bimbi erano stati affidati alla struttura perché il marito era sotto indagine per violenza nei confronti dei familiari. Secondo la madre superiora, però, il comportamento della nigeriana sarebbe stato da subito molto irriguardoso nei confronti sia della direzione che delle altre ospiti della comunità. La mamma invece si è difesa sostenendo che le suore volessero mandar via lei e i figli perché il comune di paese dove risiedevano non stava pagando all'epoca i soldi per la permanenza all'interno della struttura. La lite, che ha portato tutto in tribunale, è avvenuta nei primi giorni del 2014. Insulti e schiaffi con le due donne che si accusano a vicenda. L'udienza davanti al giudice di pace è fissata per il 20 febbraio. E sempre a Treviso con Coop Culture, che ha vinto il bando per la gestione delle attività didattiche per bambini, ragazzi e famiglie all'interno dei musei civici di Treviso. Per i prossimi 2 anni l'attività didattica dei musei civici di Treviso è stata affidata a Coop Culture. La società vincitrice del bando per i prossimi 2 anni dovrà riuscire ad appassionare all'arte sia i giovani che gli studenti delle scuole, oltre al pubblico adulto che visiteranno i musei in città. Per ogni settore dei complessi di Santa Caterina e del Museo Bailo saranno presenti nuovi percorsi tematici, laboratori e workshop. I musei saranno dunque arricchiti con la creatività, il gioco e le visite guidate in grado di garantire un'esperienza unica a bambini, ragazzi e famiglie. Tante nuove iniziative che coprono tutto l'anno e copriranno anche quest'estate. L'attività didattica proposta darà la possibilità ai giovani studenti e appassionati di avvicinarsi all'arte con un programma integrato. Ogni proposta sarà corredata da supporti e schede di approfondimento adatto a coinvolgere tutte le fasce di età. I contenuti, che saranno quelli del museo, però attraverso un linguaggio e degli strumenti anche che siano accattivanti e interessanti anche per un pubblico che tipicamente magari non andrebbe al museo. I visitatori potranno assistere ad incontri ludico-didattici, visite guidate in più lingue, progetti mirati e laboratori. Noi cerchiamo di offrire esperienze, emozioni, stupore e meraviglia. Bambini, adulti, nonni, genitori, atelier prenotato alle 4, quindi una guida sempre presente il sabato pomeriggio ad accogliere chiunque abbia voglia di conoscere un po' di più di queste bellissime realtà. Siamo in chiusura, vi ricordo le 13 fra pochissimo in diretta. Questa sera alle 20:10 parleremo di sicurezza, di furti, perché avremo con noi Cristian Demma, il presidente dell'associazione Furti in Corso, nato come gruppo Facebook, poi diventato associazione, che sta appunto raccogliendo, che raccoglie un po' le segnalazioni sui furti, ma che poi è salito alla ribalta anche per aver organizzato la raccolta di denaro e di offerte per poter pagare delle guardie private a controllare le case. Quindi parleremo di furti, di sicurezza e delle testimonianze anche di chi appunto ha subito dei furti e delle rapine. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo, un venerdì all'insegna del brutto tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Precipitazioni estese specie sulle zone centro-settentrionali. Non si escludono locali nevicate a quote collinari, possibili un po' su tutte le province. Temperature minime oscillanti tra gli 0 e 3 gradi, massime comprese tra i 4 e 9 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo nuvoloso su tutti i settori, precipitazioni intense o molto intense in pianura e costa. In quota non si escludono nevicate un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime comprese tra gli 1 e i 4 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo. Il cielo si presenterà nuvoloso su tutti i settori, con probabilità di piogge intense anche con locali nevicate, talvolta abbondanti. Temperature minime oscillanti tra i meno 4 e meno 1 gradi, massime comprese tra gli 0 e 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.